Amici sportivi di Calcio Padova TV, queste immagini vi giungono dal Palasport Gozzano di Padova per l'inizio praticamente ufficiale della stagione del calcio a 5. Da quest'anno, come sapete, c'è una squadra da seguire da vicino. Si tratta di Calcio Padova, calcio a 5, che giocherà questa prima gara della stagione, prima gara ufficiale contro il Vigo Real, squadra di Vigonza, valida questa partita per il primo turno di Coppa Italia. A fianco a me ho il direttore generale del Calcio Padova Calcio a 5, ovviamente emozionato anche lui perché finalmente la sua squadra scende in campo dopo molta attesa e soprattutto ha già riscosso grande successo il fatto che il Palasport sia gremito in ogni ordine di posto. Beh, devo dire che i miei ragazzi che fanno parte del coordinamento tecnico sono riusciti a organizzare un bellissimo tifo. Oggi siamo qua con degli amici che sono i ragazzi del Vigo Real, Vigonza, tra cui nella schiera gioca un mio ex giocatore con il quale abbiamo scelto di fare, tra le nostre direzioni sportive, di generare un connubio fra che cosa significa sport e che cosa significa tifo, legate al fatto che siamo comunque nel mondo del calcio a 5 e vogliamo che questa cosa cresca e cresca nella maniera più sana possibile. Stiamo parlando ovviamente con Mattia Arisi, che è come dicevo il direttore generale del Padova Calcio a 5, lui che ci ha messo anima e cuore per la creazione di questa squadra e adesso finalmente la vediamo giocare. Con quali prospettive? Ma le prospettive sono quelle sempre di far bene, abbiamo un comparto tecnico importante, abbiamo un comparto giocatori importante, logico è che il campo porterà i suoi frutti, non credo che vedremo cose particolari oggi, sicuramente vedremo tenacia e passione che sono alla base di quello che noi stiamo cercando di passare ai nostri ragazzi. Però il campionato è molto lungo, questa è la prima partita e deve essere una festa, poi chiaramente il campo porterà le sue ragioni, logicamente la palla è tonda, insomma. Ecco, la festa, quella iniziale è appena finita, adesso si comincia a fare sul serio. Primo turno di Coppa Italia dicevamo, però mi dicevi poco fa, prima di entrare in telecronaca, che forse è favorito il Vigo Real. Bah, devo dirti di sì, io credo molto nella squadra del Vigo Real, ricordiamo della squadra di Vigo Real l'anno scorso, noi l'abbiamo battuta come quando eravamo ancora a Vertigo in casa nostra e lì abbiamo preso punti per la chiusura del nostro campionato e la vittoria del campionato, ma questi ragazzi alla fine dell'anno scorso in pieno playoff hanno sbaragliato tutti i playoff, quindi è una squadra molto carica e piacevole da vedere. Considerate che poi uno dei nostri giocatori migliori che avevamo l'anno scorso è andato a finire da loro per rapporto, relazioni e quant'altro e devo dire è una squadra che comunque è storica e bravissima nel caso. I nostri sono una squadra che comunque abbiamo assemblato con delle figure di un certo rilievo, daranno del filo da torcere, poi abbiamo molti giocatori molto giovani che non vedo l'ora di vederli giocare. Beh, due squadre padovane che speriamo ci allietino questa sera con un bello spettacolo. Di certo c'è, ripeto ancora una volta, la grande affluenza di pubblico. Chiaramente dalla postazione delle nostre telecamere non potete rendervene conto, però vi posso garantire che le gradinate del Palasport sono gremitissime. Tutto è pronto quindi per dare inizio al debutto ufficiale di Padova Calcio a 5. Hanno partecipato a questa serata anche i tifosi veri e propri del Calcio Padova, alcuni club, ad esempio ho potuto notare alcuna rappresentanza del club Intrepidi di Brusile. Via proprio in questo momento al primo turno di Coppa Italia, palla in possesso del Padova Calcio a 5. Padova ancora in avanti con Rodriguez che è l'allenatore giocatore, praticamente mi dicevano che lui forse non vorrebbe giocare molto, vorrebbe far giocare di più i suoi ragazzi. Allora, in questo momento siamo in fase di organizzazione, quindi lui cerca di mettere ordine in questa squadra. Siamo nelle fasi, come dicevo prima, iniziali di un campionato che comunque darà sicuramente delle buone soddisfazioni e lui da buon coordinatore, allenatore ed educatore insegna ai ragazzi cosa devono fare.
Rodriguez, lo ricordiamo, è stato un buon giocatore anche a livello di livello con la Luparense calcio a 5, di origini spagnole, sta insegnando questo sport ai giovani ragazzi del Padova. Per il momento il Padova che tenta di premere, l'intervento poi difensivo di Crepaldi che appoggia all'indietro al portiere Ballarin. Ancora Rodriguez in possesso di palla, poi Crepaldi, l'apertura per il capitano Carraro, eccola qua la buona l'azione sulla sinistra, poi esce bene però il portiere del Vigo Real, il suo tentativo di contropiede immediato. Succede spesso nel calcio a 5 che i portieri abbandonano la propria area di rigore per proiettarsi in attacco. Jacopo è veramente in gamba da quel punto di vista, mette sempre, perché in uscita in quel modo là porta sempre in superiorità numerica la sua squadra. Ancora un tentativo da parte dei biancoscudati, completa casacca bianca contro la Vigo Real in tenuta blu. Partita molto accesa sin dalle prime battute. Intanto ancora il Padova in possesso di palla con Carraro all'indietro, poi l'appoggio ancora per Rodriguez che tenta di imbastire il gioco. Viene fermato, palla in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte di Madalosso, ancora Rodriguez, l'appoggio ancora per Madalosso, la possibilità di infilarsi, poi il tocco all'indietro è sbagliato, l'arbitro che è il signor Pietro Guidotto di Castelfranco decreta la rimessa per Vigo Real. Il secondo arbitro invece è Vincenzo Simone di Sandona di Piave. Sempre 0-0, ricordiamo che si giocano due tempi da 20 minuti di gioco effettivo, quindi quando il gioco è fermo viene stoppato anche il cronometro. Intanto Vigo Real che viene in avanti, ancora un tentativo da lontano, il pallone viene fatto girare all'indietro ancora per Aliundi, Jacopo Aliundi che abbandona sempre la sua porta e imposta poi per Badia, poi l'appoggio è sbagliato, ne approfitta quindi il Padova per ripartire con la propria azione. Rodriguez che dà ancora qualche consiglio ai suoi compagni di squadra, ancora Rodriguez, lo scambio poi con Crepaldi, ancora Crepaldi, Madalosso, Rodriguez, gira bene tutta la squadra biancoscudata, ovviamente ritmi altissimi in queste prime fasi di gioco. Viene fermato Rodriguez, l'intervento di Lollo, la rimessa laterale che spetterà ancora ai biancoscudati. Peraltro Lollo si è sposato quest'estate in una bellissima cerimonia che ho visto ed è il capitano ormai da 3 anni a questa parte di questo comparto del Vigo Real. Quindi un personaggio insomma ancora però Vigo Real costretto sulla difensiva perché preme a lungo la formazione biancoscudata con Rodriguez, ancora tenta una finta, poi la possibilità di mettere al centro, ma è bravissimo ancora una volta Aliundi ad uscire e mettere in calcio d'angolo. La rimessa in gioco ancora a parte di Rodriguez. Come vedete i giocatori tendono a tenere la mano sulla palla proprio perché, attenzione a questo contropiede Vigo Real, occasionissima per gli ospiti con Pellizzon che ha tardato la conclusione. Aliundi ancora viene in avanti, quindi il servizio per Lollo, ancora Aliundi, attenzione perché perdere palla in questo caso sarebbe molto rischioso, però l'uscita del portiere consente agli altri giocatori di proiettarsi molto più in avanti. Badia fa girare il pallone ancora su De Jesu, Badia poi perde palla, subisce fallo Madalosso, bravissimo a recuperare il pallone, applausi scroscianti che arrivano dalla tribuna. Siamo ancora sullo 0-0, ma fino a questo momento netta prevalenza da parte della formazione biancoscudata. Ancora il Padova che viene in avanti, Rodriguez fa girare dalla parte opposta dove si fa vedere ancora Crepaldi, ancora Rodriguez, si muovono tutti i giocatori biancoscudati, Madalosso e quindi Carraro, ancora Madalosso lo scambio, poi all'indietro per Crepaldi, non riesce il passaggio filtrante, attenzione a questo contropiede da parte del Vigo Real, bravissimo qui Ballarin a buttarsi sui piedi dell'attaccante della Vigo Real e a sventare quindi a minaccia, occasionissima quindi per il Vigo Real.
Allora ancora il Padova che prova a rimpostare l'azione, sempre con il solito Rodriguez. Si muovono un po' tutti, c'è stato intanto un cambio volante, è entrato Vettore, Mattia Vettore, poi capitano del Padova. Intanto ancora Rodriguez che viene attaccato, però ha la possibilità di far girare il pallone, scodella al centro in direzione di Vettore, che viene però fermato dall'uscita del portiere Agliundi della Vigoreal. Ancora Vigoreal che viene avanti, cambia il gioco da parte opposta dove c'è Lollo, Alessio Lollo, poi all'indietro per Badia, ancora Lollo, si fa vedere poi Pellizzone, sbagliato però l'appoggio all'indietro, viene preso in contropiede il portiere Agliundi e quindi ancora un'occasione per il Padova che però perde subito palla. Riparte allora Vigoreal in avanti, l'anticipo poi da parte di Vettore che riesce a fermare questa incursione di De Jesu. La rimessa però spetta ai giocatori in casacca blu della Vigoreal, il tocco poi ancora all'indietro, lo scambio con Pellizzon, poi cerca un varco e il tentativo di conclusione a parte di Badia, l'appoggio ancora all'indietro dove può ripartire con tutta calma il portiere Agliundi. Ancora Badia all'indietro per Pellizzon, Badia, poi c'è la possibilità forse di andare alla conclusione, attenzione il gran tiro da parte di Lollo, Alessio Lollo, e ancora una volta si distingue il portiere Ballarin. Beh, direi partita piacevole, no Arisi? Sì, per adesso sì, tutto bene, il Ballarin sta un po', è troppe volte deve mettere una pezza, ma ci stiamo prendendo un po', stiamo rodandoci insomma. Ecco, sta crescendo adesso Vigoreal dopo un buon avvio da parte dei biancoscudati. I primi minuti ho visto maggior frenarenza da parte della formazione del Padova. Ma credo che sia naturale, come prima partita tutti quanti si osservano, si guardano, è difficile pensare di vedere subito delle squadre reattive. Secondo me vedremo i ritmi che si alzeranno sulle prossime partite. Adesso si stanno guardando i nostri ragazzi, insomma. Intanto c'è ancora una rimessa per il Padova, sempre con Rodriguez, la posa all'indietro, la conclusione da parte di Carraro con l'ottima parata da parte di Agliundi, e quindi siamo un'occasione per parte praticamente fin qui. Ancora Carraro per il Padova, Rodriguez che imposta sia con i piedi sia con la sua personalità, poi il tocco per Vettore, ancora palla tra i piedi di Rodriguez dopo il tocco di Gaspari, ancora Rodriguez viene attaccato, attenzione a perdere palla lì perché sarebbe molto pericoloso, poi Ballarin, l'appoggio poi su Gaspari però viene fermato, allora Rodriguez imposta ancora su Carraro, Gaspari, la possibilità dello scambio, occasionissima per il Padova, ma sventa la minaccia ancora una volta la difesa del Vigoreal, è occasionissima davvero questa, è bellissima anche l'azione con la conclusione finale da parte di Carraro. Padova vicinissimo al gol, per un attimo Arisi stavi gridando anche te al gol. Sì, sono un tifoso prima di essere il direttore, insomma. Sì, stiamo giocando abbastanza bene, adesso andiamo avanti, insomma, la partita è ancora lunga. Allora intanto ancora Carraro, l'autore del tiro di poco fa, parato a terra dal portiere Agliundi, poi sbagliato in questo caso lo scambio di Rodriguez con Vettore. Si riprenderà quindi con una rimessa in gioco, si respira un attimo perché fino a questo momento veramente è stata una partita molto veloce, giocata su ritmi altissimi, e adesso è il Vigoreal che prova a impostare un'azione con Cazzoli, il tocco poi su Pellizzon, quindi Zacuni ancora, poi Pellizzon, attenzione perché il Vigoreal, ma viene fermato
proprio al limite dell'area bianco-scudata. Si fanno sentire anche i tifosi con applausi scroscianti per la difesa del Padova. Poi un tentativo da parte di Vettore che viene fermato in scivolata. La rimessa laterale che spetta ancora al Padova in zona d'attacco con Carraro che cambia il gioco da parte opposta, dove c'è Gaspari. Ancora lo scambio non riuscito, quindi Rodriguez imposta ancora l'azione. Ancora Rodriguez, 1-2 non riuscito, poi sbaglia il controllo il giocatore della Vigoreal Cazzoli, con palla che gli scivola in fallo laterale. Può ripartire allora la formazione bianco-scudata con questa rimessa in gioco, il tocco per Carraro. Ancora Rodriguez, ricordiamo che una volta allenatore e giocatore della formazione bianco-scudata. Poi viene fermato Vettore, ancora una rimessa laterale, mentre si alza, forse lo sentirete anche, il coro dei tifosi bianco-scudati. Molti di loro li vediamo anche allo stadio Euganeo in occasione della partita della prima squadra impegnata quest'anno nel campionato di Lega Pro. Fase confusa, alla fine interviene il secondo arbitro, Vincenzo Simone di San Donà, a decretare un calcio di punizione in favore del Vigoreal. Poi c'è uno strano tocco da parte di Zaccuni che lascia scivolare il pallone in fallo laterale. Ne approfitta allora il Padova per venire ancora in avanti. Carraro, il capitano, poi Rodriguez, ancora lui che prova ad insinuarsi nella fascia di sinistra. Buono lo scambio ancora, poi c'è un fallo commesso ancora da Zaccuni. E allora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianco-scudata, con Rodriguez che controlla la postazione della mini barriera formata praticamente da un solo giocatore. Forse tenterà la conclusione direttamente in porta Rodriguez, vediamo prendere la rincorsa, invece c'è uno schema e lo scambio ancora Rodriguez con Carraro, poi tenta di infilare il pallone in area di rigore. C'è l'anticipo da parte del difensore Daltoso del Vigoreal e allora Rodriguez, sempre lui, può ripartire, ma attenzione al contropiede, viene fermato irregolarmente. Però questo tentativo di contropiede di Daltoso fermato irregolarmente dal recupero di Vettore. Calcio di punizione quindi per la Vigoreal. Siamo sempre sullo 0-0, partita giocata ad altissimi ritmi. Attenzione intanto a Zaccuni, e ancora una volta bravissimo Ballerini a rispondere, però adesso è il Padova che può andare in contropiede. Attenzione, l'uscita a valanga da parte del portiere Aliundi, reclamano i giocatori biancoscudati. Nulla di fatto, si riprende con una rimessa laterale. Ancora poi il Padova con Gaspari, ancora Gaspari tenta un dribbling, viene fronteggiato da un paio di avversari e poi alla fine perde il pallone e regala la rimessa laterale al Vigoreal. Cazzoli all'indietro per Daltoso, quindi Badia. Poi c'è un tentativo di anticipo da parte di Carraro che guadagna la rimessa laterale, poi Carraro va a riposarsi per un attimo in panchina. Cambi volanti ed entra Veronese. Poi ancora il Padova che viene avanti con Crepaldi, che dopo una piccola pausa in panchina è rientrato in campo. Ancora Vettore, poi Rodriguez che non riesce ad agganciare, e quindi Agliundi. Ecco, per chi fosse un neofita del calcio a 5, vediamo questi cambi volanti che sono consentiti proprio dal regolamento. Sì, certo, durante le azioni di gioco sono così concitate e veloci che hanno bisogno comunque di cambi abbastanza veloci, e la gente lavora tendenzialmente quando gioca con un'attività fisica anaerobica, quindi va in carenza di ossigeno.
anche perché come dicevamo si gioca ad altissimi ritmi, scatti brevi che tagliano il fiato chiaramente, quindi c'è bisogno proprio anche di una pausa proprio sul piano fisico. E allora vediamo il Padova intanto che può ripartire con Crepaldi, l'apertura, poi il tocco in direzione di Vettore, sbaglia però l'appoggio, può ripartire Zacuni, attenzione questo è pericoloso in fase di attacco, Zacuni viene fermato ma adesso c'è il contropiede del Padova, ancora il Padova in avanti, la conclusione di Vettore, palla deviata e messa in calcio d'angolo dal Agliundi, portiere tuttofare del Vigoreal. Ancora pallone scodellato al centro, trova una conclusione sporca Crepaldi, Federico Crepaldi. Era buona l'idea, quella di calciare al volo, pallone però colpito male, finisce alto. Siamo sempre sullo 0-0, partita però molto vivace e intensa. Ancora Vigoreal che viene in avanti, poi il tocco da parte di Badia, ancora Badia che scambia con Zacuni, poi tenta un lancio in avanti, pallone troppo lungo e termina in fallo laterale. Direi a Risi che fino a qui potresti ritenerti soddisfatto per la prestazione della tua squadra. Non cantiamo vittoria, la partita è molto lunga, te lo dico alla fine della partita. Devo dirti però che qua abbiamo in campo due personaggi che sono appena entrati, mica da ridere. Crepaldi arriva dalla Serie B dei Diavoli, strappato all'ultimo momento da un rinnovo, e poi abbiamo un veronese che rientra con noi dopo 2 anni di attività, con un'attività, se voi ve lo ricordate, l'anno scorso la Coppa Veneto in finale ha fatto per la bellezza di 45 minuti il portiere in movimento. Quindi c'è un gran lavoro di mercato anche alle spalle, dietro alle spalle si cerca sempre di fare il meglio e si cerca di creare le giuste relazioni. Beh, tu che sei un po' il direttore generale di questa squadra, sei proprio tu colui che fa il mercato in questo caso. Non è vero, io non sono io che faccio il mercato, io faccio parte, sono un tassello di questa organizzazione della quale ne sono molto contento. Faccio il mio, come tutti di questo gruppo stanno facendo il loro e lo stanno facendo in maniera egregia. Vediamo intanto se riesce a farcela, in questo caso Madalosso non è riuscito a trovare lo spazio per andare alla conclusione. Allora Rodriguez mette ordine, poi l'appoggio all'indietro, un tentativo da lontano da parte di Crepaldi, forse era un passaggio a centro area. Pallone comunque raccolto da nessuno, è finito sul fondo. Può ripartire il Vigoreal con Daltoso, l'appoggio proprio a centro area, attenzione adesso a Cazzoli che prova la conclusione, viene ribattuta da Rodriguez e quindi la rimessa che spetta al Vigoreal con Badia, conclusione, palo, e c'è il palo colpito da Zacuni che quando arriva nelle vicinanze dell'area di rigore è un giocatore molto pericoloso. È un gioiello, lo è sempre stato, lo è stato per noi l'anno scorso e continua ad esserlo. Però potevi anche tenertelo, no? Dinamiche, non possiamo pensare dobbiamo pensare avanti, però ha tutta la mia ammirazione e la mia stima. Intanto viene in avanti adesso il Vigoreal, Zacuni è costretto a dare all'indietro, poi il lancio lungo, Rodriguez ci mette una pezza e poi può ripartire, poi alla fine tocca male, forse scivola anche leggermente sul terreno di gioco. Zacuni in possesso di palla, un pallone filtrante, attenzione a lasciare spazio al numero 13 Badia, e poi può ripartire Rodriguez, sono in 3 contro 2, buono l'appoggio, l'uscita ancora una volta da parte del portiere Agliundi, proteste da parte dei giocatori del bianco scudati, perché il portiere ha toccato il pallone con una mano decisamente fuori dall'area di rigore. Molte proteste da parte dei giocatori e anche del pubblico qui sugli spalti. L'arbitro ha fatto finta di non vedere,
ha lasciato proseguire, quindi si continua ancora una volta sullo 0-0 con un Padova che sta ben figurando in questa sua prima esibizione ufficiale nel primo turno di Coppa Italia. Attenzione intanto a sbagliare questi palloni, perché può ripartire in contropiede del Vigo Real con Daltoso che però non riesce a raccogliere la sfera. Abbiamo ampiamente superato la prima metà del primo tempo, sempre 0-0 risultato, però c'è da dire che ci stiamo divertendo. Vedo vicino a me Mattia Risi molto teso, chiaramente, perché lui le partite se le vuol godere dall'inizio alla fine. Mi vuoi far fare da telecronista insieme a te, quando io sono di base un tifoso quando giocano le mie squadre? E ti capisco anche perché, come dicevo in apertura di telecronaca, tu ci hai messo anima e cuore nella realizzazione e nella costruzione di questa squadra, e te ne va dato atto ovviamente. Ma intanto vediamo che il Vigo Real adesso ha preso coraggio Cazzoli, quindi lo scambio con Zaccuni, ancora Cazzoli, da questi a Badia. Cazzoli all'indietro per il portiere Aiundi, l'apertura sulla destra dove non riesce ad avere un buon controllo De Jesu, e palla che termina in fallo laterale. De Jesu arriva dall'Under 21 2 anni fa del Villorba, ha fatto un'annata con noi con poco entusiasmo, probabilmente non veniva visto con l'occhio giusto dal mister che avevamo l'anno scorso. Però è un valido ragazzo, secondo me, molto posato. Adesso fa l'università qua a Padova, è per quello che è rientrato. Abbiamo potuto assistere all'inizio di questa, prima di questa partita, appunto a questa cerimonia di gemellaggio che c'è fra le due società, quindi a date d'amore d'accordo, diciamo così. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, soprattutto per l'animo che hanno loro, quello della costruzione di questo mondo che è il calcio a 5, che sta sempre dando di più. Rigore. E adesso c'è... No, l'arbitro no. Al limite. Sembrava un rigore. Sì, sembrava a tutti rigore, sinceramente. Il secondo arbitro invece, il signor Vincenzo Simone di San Donà, dice che si tratta solo di una punizione dal limite. Ma neanche una punizione dal limite, mi sa che è una punizione a favore loro. Non l'ho ancora capita, perché adesso hanno fatto il tempo. Allora c'è un time out intanto. Non si è ancora capito di chi è il calcio di punizione. Io dico Padova. Ma io spererei Padova, mi sembrava Padova, poi lo sai, gli arbitri vedono quel che devono vedere. Allora siamo tutti curiosi di vedere quella che è la decisione arbitrale, perché è sembrato un fallo netto sul giocatore del Padova, tant'è vero che un po' tutti pensavamo addirittura al calcio di rigore, invece l'arbitro ha portato la palla fuori area. I ragazzi già si schierano, quindi è calcio di punizione nostro al limite. Allora ho ragione io. Hai ragione tu. Anzi, hai sparato, era il 50-50 qua. Allora calcio di punizione per il Padova, finisce il time out. Giocatori quindi che rientrano in campo, quelli del Vigo Real già si sono schierati in barriera. Ecco, in questo caso si può tirare direttamente in porta o c'è il doppio tocco? Non ho visto come si è alzato la mano l'arbitro, non l'ho visto, però secondo me è di prima. È di prima, è una posizione interessantissima, è Carraro sulla sfera, vediamo se prova uno schema, il tocco lì dietro, il schema che non riesce, c'è il tocco sbagliato all'indietro, se ne rammarica anche Mattia Risi. Galimberti poi non è riuscito ad andare alla conclusione, e allora ancora Carraro, attenzione, pericolo perdere questi palloni in zona difensiva. Ancora Carraro guadagna la rimessa laterale, si cerca di mettere un po' d'ordine dopo questa fase un po' concitata. Carraro, Madalosso, ancora Carraro, Galimberti sul cerchio di centrocampo, cerca un compagno, non lo trova, c'è la deviazione da parte di un difensore del Vigo Real. Ancora Carraro, l'apertura sempre su Crepaldi, sbagliato l'appoggio, pallone che taglia tutto il campo, finisce in una zona dove non ci sono giocatori biancoscudati, e quindi può ripartire il Vigo Real. Continuano intanto i cambi volanti, rientra per il Vigo Real
anche Pellizzon, quindi De Jesu, poi Zaccuni, Pellizzon, possibilità di andare al tiro, ancora De Jesu, poi aveva la possibilità di andare al tiro e poi c'è un brutto fallo da parte di Pellizzon su Madalosso che si stava involando in contropiede. Vista la malparata, Pellizzon l'ha steso di brutto, come si usa a fare anche nel calcio a 11, e calcio di punizione quindi per il Padova. Ci stava una munizione qua. Ci sta sempre quando si arriva. Poi sai, il ragazzo che è stato steso ha la bellezza di 16 anni, che è uno. Facciamo un po' di regolamento, diamo un po' di nozioni di regolamento. In C1 siamo obbligati ad avere 3 ragazzi sotto gli 21 anni, di cui uno sempre in campo, che ha una numerazione dal 21 in poi. E lui era proprio quello. Il problema è che il nostro non ha 20 anni, ce ne ha 16 e sta giocando qua in C1. Beh, questo ve ne dà merito chiaramente, perché a 16 anni giocare già in C1 e anche si sta distinguendo, si sta comportando molto bene. Madalosso, lo ricordiamo, con il numero 25. Anche questa della numerazione non la sapevo, curiosità, cioè oltre il numero 20 devono avere. Sì, gli under 21 devono avere, poiché c'è l'obbligatorietà di avere sempre un under 21 in campo, la federazione ha scelto una numerazione diversa dalla numerazione canonica per distinguerle, per far sì che gli arbitri possano distinguere l'under 21. Eccolo qua, Madalosso, proprio lui, l'appoggio su Carraro, c'è un contrasto con Zaccuni, anzi con Pellizzon, palla che termina fuori. C'è un altro time out se non sbaglio, sì, viene chiamato un altro time out. Anche qui va spiegato che per ogni tempo ogni squadra ha la possibilità di chiedere un time out, uno solo, quindi un time out nel primo tempo e un time out nel secondo. Chiaramente adesso sono esauriti i time out perché questo è già il secondo. Parliamo anche dei falli, vediamo che il Padova ha commesso 2 falli mentre il Vigoreal ne ha commessi 4. Cosa succede al quinto? Dopo il quinto fallo c'è il tiro libero. Il tiro libero è un tiro diretto al portiere, alla seconda lunetta davanti alla porta avversaria, e tutti i giocatori della propria squadra e della squadra avversaria devono stare dietro il pallone. È soggetto a ribattuta, quindi se per caso il portiere la prende, e quindi è un momento possibile di gol, è un momento possibile per la realizzazione. Diciamo che è un rigore da distante. Diciamo che non lo chiamerei un rigore, lo chiamerei com'è che si dice quando becchi la matta a carte? La matta, cioè, da portare a casa. Quindi dopo il quinto fallo praticamente al sesto fallo e dopo ogni fallo si può avere il tiro libero. Avere il tiro libero, sì. Ecco, quindi per chi vorrà appassionarsi allo sport del calcio a 5, che come vedete è molto bello, molto piacevole, giocato su altissimi ritmi, con continui capovolgimenti di fronte, con molte occasioni da gol. Attenzione a questo tiro improvviso da parte di Zaccuni. È giusto quindi, per chi volesse appassionarsi al calcio a 5, conoscere anche queste sfaccettature, questi regolamenti. Siamo a proposito di falli, adesso il Padova ne ha commessi 3 mentre il Vigoreal ne ha commessi 4. Attenzione quindi Vigoreal, perché dal prossimo fallo rischia poi il tiro libero. Tanto c'è il calcio di punizione a favore della squadra di Vigonza. Vengono indicati 2 minuti di recupero, mi segnala giustamente Mattia Risi. Poi c'è la conclusione da parte di Zaccuni con una deviazione della barriera, palla che finisce in calcio d'angolo. Viene chiamato uno schema che prevede un passaggio all'indietro per Zaccuni, l'uscita del portiere, ancora Zaccuni può impostare, però
Diciamo che l'effetto sorpresa si è già esaurito. Ancora Zakuri, ottimo questo scambio, veramente un'azione bellissima questa parte della Vigoreal, però adesso è il Padova che può partire in contropiede. Attenzione ancora per Crepaldi, la conclusione, parata a terra del portiere Agliundi. Padova che è riuscito a sventare la minaccia portata da Vigoreal, poi in azione di contropiede c'è stata questa conclusione di Crepaldi con l'ottimo intervento ancora una volta del portiere Agliundi. Ancora è rientrato Rodriguez, intanto Carraro, Rodriguez, scambiano i due, poi l'appoggio sotto l'area di rigore, poi recupera Rodriguez dopo la respinta della difesa del Vigoreal di Lollo. Ancora Rodriguez, quindi Crepaldi, Carraro, viene fatto girare il pallone in cerca di spazio che non ce n'è. Ancora poi l'intervento ottimo da parte di Lollo con il fallo di Crepaldi. Interviene l'arbitro, il primo arbitro, il signor Pietro Guidotto di Castelfranco, a decretare il calcio di punizione che si appresta a battere Pellizzon. Pellizzon cambia gioco da parte opposta, c'è il controllo però effettuato oltre la linea laterale, quindi la rimessa è del Padova. Ancora con Crepaldi, Crepaldi può controllare, attenzione perché c'è un pressing alto in questo caso da parte del Vigoreal. Carraro, poi Rodriguez, Crepaldi, difficoltà ad uscire dalla propria area perché in questa fase di gioco è salito molto il Vigoreal con il pressing portato da De Jesu. Padova che costretto a sbagliare a metà e finisce qui il primo tempo, risultato 0-0. Mattia Risi, io direi che fin qui ci stiamo divertendo, la partita è piacevole, anzi rivolgiamo un ulteriore invito a chi ci sta seguendo, veniteci a vedere. Sono d'accordo, secondo me voi non vi rendete conto del dinamismo che c'è in queste partite di calcio a 5. È vero, siamo in panorama regionale, stiamo giocando a Padova, giochiamo in casa al Gozzano, venite a vederci e vi divertirete sicuramente. E noi attendiamo quindi il secondo tempo, ci risentiamo fra pochissimo per la seconda parte dell'incontro. 0-0 il primo tempo. Tutto pronto quindi per il secondo tempo di questo primo incontro ufficiale di Padova Calcio a 5 contro Vigoreal, primo turno di Coppa Italia. Partita interessantissima, primo tempo finito sullo 0-0, inizia proprio in questo istante il secondo tempo, c'è un'irregolarità, qui si deve ripetere. E intanto mi ha raggiunto in postazione Stefano Volpe di Calcio Padova TV e anche del Mattino di Padova. Dicevamo con Arisi nel corso del primo tempo che questo calcio a 5 è uno sport interessantissimo e visto così dal vivo, da vicino, anche davvero piacevole. A me ha sorpreso il livello della partita perché si tratta pur sempre di C1, per cui qualche partita di Serie A l'ho vista dal vivo e credevo che il livello fosse inferiore, invece il livello è molto buono, c'è una grande intensità, speriamo adesso di vedere anche qualche gol. Certo, per il momento siamo ancora sullo 0-0, c'è subito però un'occasione per la squadra bianco-scudata sul pallone Rodriguez, ricordo ancora giocatore allenatore della formazione del Padova. Rodriguez che prova per conclusione e trova il gol Rodriguez su calcio di punizione. Ecco, l'hai chiamato Stefano ed è arrivato il gol. Mi fa piacere, poi è segnato l'allenatore, chissà cosa dirà al primo allenamento, dirà dovete imparare ancora di più da me. No. Scherzi a parte, qua non esente da colpa la barriera, però un gol che secondo me renderà la partita ancora più divertente. Non sta nella pelle chiaramente Mattia Arisi, che lo vediamo gironzolare per il palazzetto. È arrivato il gol. È arrivato, vediamo un po' se lo teniamo, insomma. È l'inizio solo del secondo tempo, aspettiamo. Però ottima partenza in questa ripresa da parte del Padova con la punizione di Rodriguez che ha trafitto il portiere Agliundi dopo una leggera deviazione da parte della barriera. Ancora Rodriguez in possesso di palla, cerca di impostare il pallone in avanti, c'è questo ancora lui Rodriguez, è deciso che può ripartire, viene sgambettato, ancora Padova in attacco con
questa incursione di Vettore. L'arbitro interviene perché ci sono stati un paio di falli decisamente robusti da parte dei giocatori della Vigo Real, che tentavano di impedire il contropiede alla Padova che adesso è in vantaggio per 1-0. Ancora Rodriguez, la rimessa laterale, il pallone è scodellato al centro, lo può recuperare Carraro. Ancora Carraro, possesso di palla, mette un po' d'ordine. Il solito Rodriguez, decisamente il più esperto dei giocatori in campo, e anche chiaramente denota maggior lucidità in fase di costruzione. Ancora Carraro, l'appoggio in avanti per Vettore, pallone. Si fanno sentire intanto i tifosi del Vigo Real, pensa un po', tifosi del Vigo Real che tentano occasionissima, e gol! E il gol del Padova ancora con Vettore, Mattia Vettore, dopo l'occasionissima creata ancora una volta da Rodriguez, poi la respinta, ma Mattia Vettore è ben appostato, ha messo sotto la traversa. 2-0 per il Padova. Sì, è incredibile questo avvio del Padova, perché nel primo tempo la partita, bisogna dire che era stata molto equilibrata, occasioni da entrambe le parti, il Vigo Real si era comportato molto bene. Padova però è partito fortissimo e soprattutto ha capitalizzato al massimo tutto ciò che gli è capitato, cosa che non era successo nel primo tempo. E attenzione, adesso questo è un brutto fallo, questo è un brutto fallo anche perché stava involando verso la porta, l'arbitro non prende provvedimenti, però è un brutto fallo. Poi avevi detto tu una cosa poco prima del vantaggio del Padova, hai detto sale l'urlo dei tifosi del Villarreal, del Vigo Real, degli Ultras. Qualcuno che magari non è al palazzetto, che non è stato al palazzetto, dice questi qua stanno prendendo in giro. No, c'è proprio un gruppetto di tifosi, ma che cantano anche, incitano la squadra, con dei cori sentono anche il Lugano, quindi onore a loro assolutamente. Vigo Real che adesso deve recuperare perché la partita si è messa piuttosto male per la formazione di Vigo Onza in casacca blu. Un 1-2 piuttosto fulmineo da parte della formazione biancoscudata in apertura di ripresa. Ha sbloccato il risultato Alberto Rodriguez, ricordiamo allenatore e giocatore del Padova, giocatore di origini spagnole, e poi ha raddoppiato sempre per il Padova Mattia Vettore, sempre su azione di Rodriguez. Intanto Carraro, ancora Crepaldi, l'appoggio lì dietro per Capitan Carraro. Adesso il Padova che cerca di manovrare, di guadagnare anche qualche secondo. Ancora Rodriguez si disimpegna bene da questo pressing alto da parte della Vigo Real, poi spazza lontano la sfera Crepaldi con pallone che adesso è in possesso di Marinaro. L'appoggio poi in direzione di De Jesu, ancora Marinaro e quindi Zacuni, attenzione per il giocatore pericoloso, e allora Vettore, autore del gol del raddoppio, buon contropiedista, viene fermato dal recupero di Zacuni. Carraro per il Padova si appresta alla rimessa in gioco, l'appoggio lì dietro per Crepaldi, da questi ancora Mattia Vettore, poi l'appoggio all'indietro, c'è un fallo, interviene il secondo arbitro, il signor Vincenzo Simone di San Donà, che ha visto un'irregolarità e quindi si può riprendere con il calcio di punizione per il Vigo Real. Marinaro in possesso di palla, pallone mandato dalla parte opposta per Zacuni, poi il portiere Agiundi questa volta sbaglia l'appoggio, Rodriguez, Crepaldi, Carraro, Crepaldi, girano bene i giocatori del Padova, ancora Crepaldi, l'appoggio su Carraro, ancora Rodriguez, buono il palleggio, poi Rodriguez subisce un altro fallo, si arrabbia il capitano della formazione del Vigo Real, Alessio Lollo, protesta anche piuttosto vivacemente e si becca l'ammonizione che ci stava tutta anche per il fallo.
Sì, ma credo anche per placare qualche entrata un po' troppo veemente che si è vista in questo secondo tempo e anche nel primo. Si era vista qualche entrata al limite. Una curiosità che ho notato sbirciando le tue liste, perché a segnare sono stati il più vecchio e il più giovane in campo, perché Alberto Rodriguez Jiménez, classe 76, fra qualche mese compirà 40 anni, mentre Mattia Vettore è del 99, ne ha appena compiuti 16, giovanissimo, 23 anni di differenza tra i due. Sì, come ci diceva anche poco fa Mattia Arisi, Vettore e Madalosso sono i giocatori più giovani della squadra bianco-scudata. Madalosso che ben si è comportato nel primo tempo e Vettore in questa ripresa ha realizzato anche un gol. 2-0 per il Padova, attenzione, contropiede e poi interviene miracolosamente il giocatore del Vigoreal De Jesu a salvare una situazione che si era fatta davvero intricata, perché aveva rubato palla a Carraro e stava per servire il compagno di squadra Vettore tutto solo, ma l'intervento di De Jesu ha impedito al Padova andare alla conclusione. Reclama anche Carraro per il fallo subito, l'arbitro dice che va tutto bene, sembrano anche un po' permissivi questi arbitri. Un pochino sì, ti devo dire la verità, io non sono un grandissimo esperto di calcio a 5, però nelle partite che ho visto sì, mi sembrano un po' permissivi, hai ragione tu, ma e soprattutto certo che è un portiere che rischia tantissimo, questo Aliundi Jacopo, uscite spericolate, sempre molto alto, accompagna spesso il gioco, gli piace giocare, però qua aveva rischiato grosso perché stava per regalare il 3-0 al Padova, che avrebbe probabilmente chiuso la partita. Diciamo che nel calcio a 11 il fallo che ha subito poco fa Carraro, forse nel calcio a 11 sarebbe stato un fallo da espulsione come ultimo uomo. Probabilmente sì, qua non è stato fischiato, però forse sì. Rientra anche Madalosso per il Padova, giocatore che si è distinto nella prima frazione di gioco. Intanto sempre Rodriguez, Padova adesso che si culla un po' sugli allori. 2-0 il vantaggio della formazione bianco-scudata, mentre si fanno sentire anche i tifosi sulle gradinate. Il settore di destra completamente occupato dai tifosi biancoscudati, quello di sinistra dai tifosi del Vigoreal, formazione di Vigonza. Zaccuni, ancora Vigoreal in possesso di palla, tenta di imbastire una replica. Alessio Lollo, ancora Zaccuni, quindi Marinaro, poi Daltoso, non riesce lo scambio e quindi Ballarin che lascia che il pallone termini sul fondo per il buon appoggio su Rodriguez da questi a Veronese. Ha sbagliato poi il tentativo di impostazione da parte di Crepaldi, fallo laterale per la Vigoreal che adesso prova a venire in avanti con Zaccuni. Il tocco ancora, la finta che però non inganna Crepaldi, poi ripartita il Padova, attenzione, il Padova ancora in avanti e poi la conclusione che termina però sull'esterno della rete da parte di Riccardo Veronese. Buona l'azione di contropiede del Padova, ma siamo già dall'altra parte, è tutto velocissimo in questo sport. Attenzione perché Rodriguez, ancora lui, può ripartire, si fa vedere dalla parte opposta Crepaldi, lo scambio poi su Veronese, ancora Veronese attaccato, Zaccuni, l'ultimo tocco è però di Veronese, no, è di Zaccuni dice l'arbitro, e quindi rimessa per il Padova. Ancora Rodriguez, da questi a Madalosso, Madalosso ha la possibilità di andare in dribbling, finta contro finta, viene fermato, l'ultimo tocco è proprio di Madalosso e quindi la rimessa per il Vigoreal. Ancora il pallone in direzione di Marinaro, attenzione Zaccuni e c'è il gol! E c'è il gol che riapre la partita, perché Zaccuni da pochi passi ha potuto battere il portiere Ballarin, quindi si riapre la partita. Adesso siamo sul 2-1, riprendono fiato i tifosi del Vigoreal. Il portiere è andato sotto la curva dopo il gol che ridà speranze al Vigoreal, sicuramente un personaggio questo Aliundi, e intanto salgono i cori dei tifosi del Vigoreal.
È una partita che sembrava quasi chiusa, adesso all'improvviso si è riaperta completamente, tanto sempre Agiuni che con una finta mette fuori causa il giocatore del Padova che tentava di andare sulla fascia di sinistra. Marinaro ancora per il Vigoreal, Zaccuni autore del gol che ha riaperto l'incontro, c'è il fallo di Madalosso, reclamano i giocatori del Padova. Marinaro ancora per il Vigoreal, quindi Lollo, ancora Zaccuni, pericolosissimo, Ballarin riesce a dare poi per il contropiede di Rodriguez, attenzione, a possibilità di andare al tiro, poi viene ribattuto, ma attenzione al capovolgimento in fronte, bravo Rodriguez a chiudere. Certo che il calcio a 5 in questi casi è davvero spettacolare per i continui rovesciamenti di fronte. Veronese subisce un fallo, l'arbitro non interviene, protestano un po' tutti, poi alla fine c'è una rimessa per il Vigoreal. Dicevo Stefano, è sempre bello vedere i continui capovolgimenti di fronte in velocità in questo sport. Sì, perché adesso la partita si è accesa, il Vigoreal ci crede, dopo il 2-0 si era un po' abbattuto, ha trovato questo gol in maniera anche un po' fortunosa e adesso l'inerzia, diciamo, che si è spostata dalla parte dei giocatori rossoblù. E staremo a vedere se il Padova riuscirà a mantenere questo vantaggio. Sentirete anche in sottofondo attenzione, pericolo proprio sulla linea di porta. Madalosso riesce a partire in velocità, il tocco a cercare dalla parte opposta Vettore, pallone che non arriva a destinazione, anzi era Gaspari, ma ancora Padova, e tanto è un autentico bailame qui sugli spalti perché si è acceso anche il tifo adesso che la partita è in bilico e con il Padova in vantaggio 2-1, ma con un Vigoreal che si è completamente risvegliato dopo un avvio di secondo tempo davvero difficile. Sì, la spettacolarità di questa partita secondo me è dovuta soprattutto, attenzione a questa azione, e poi c'è la conclusione da parte di Marinaro, pallone colpito di punta, malamente finisce sul fondo. Dicevo, è dovuta soprattutto all'atteggiamento del Vigoreal, perché è una squadra che non sembra badare, soprattutto in questo momento, a tanti tatticismi. Ogni tanto si scopre troppo, gioca in maniera molto energica, rischia qualche scivolata e questo favorisce ovviamente lo spettacolo. Madalosso, lo scambio non riuscito, allora Marinaro ancora per il Vigoreal, l'appoggio poi su Cazzoli, da questi a Badia, ancora Agiuni che viene sempre in avanti, abbandona la propria porta per creare superiorità numerica. Anche questo è uno schema che ci sta nel calcio a 5. Rodriguez intanto, l'appoggio quindi su Galimberti, ancora Rodriguez, apertura poi dalla parte opposta dove c'è Veronese, pallone scodellato in avanti, anzi Gaspari, Matteo Gaspari, e quindi Rodriguez ancora che cerca di mettere ordine, pallone poi in direzione di Madalosso, l'intervento di Galimberti all'indietro ancora per Rodriguez e poi al portiere Ballarin, appoggio su Madalosso, tenta da Dribli e c'è un bruttissimo fallo, ma c'è un bruttissimo fallo da parte di Badia ed è scoccato intanto già il quinto fallo da parte dei giocatori del Vigoreal. Da questo momento in poi, quindi, come spiegavamo anche nel primo tempo, ad ogni fallo commesso il Padova potrà usufruire di un tiro libero. È rientrato intanto Carraro, l'appoggio per Rodriguez, ancora Rodriguez, tenta un dribbling, viene fermato, Agiuni cerca di impostare, non trova nessuno, allora è costretto a dare a Cazzoli, colpo di testa poi di Carraro, lo scambio ancora con Rodriguez, pallone che non viene controllato, la rimessa che aspetta ancora a Cazzoli per il Vigoreal, da questi a Badia, apertura ancora per Agiuni, vedete, crea superiorità numerica, giocano praticamente tutti nella fase di attacco. Agiuni rischia di perdere palla, piuttosto rischioso questo atteggiamento, però lo sta adottando sin dall'inizio della partita questo schema l'allenatore della formazione del Vigoreal. Padova adesso che tenta un po' di calmare la partita perché si era accesa anche in maniera particolare
attenzione a Madalosso, buono il suo dribbling, il controllo, poi il tentativo di servire ancora Rodriguez, ci mette una pezza Cazzoli mettendo in fallo laterale, ancora Rodriguez, poi per Galimberti, ancora il giocatore spagnolo che dà a Carraro, l'anticipo poi da parte di Marinaro. Si fanno sentire i tifosi del Vigoreal che sperano ancora nel pareggio. Intanto Galimberti, Rodriguez per il Padova, Carraro, Madalosso, l'appoggio in avanti, non si capisce però con Galimberti, e quindi Algiuni può impostare di nuovo per Badia. Da questi a Cazzoli, ancora Marinaro, poi De Jesu, Cazzoli, ancora Cazzoli dopo il tocco di Badia, ancora Badia all'indietro per Algiuni che prova addirittura la conclusione, pallone che sibila a lato. Galimberti, ancora pressing alto da parte della formazione del Vigoreal, Madalosso bravissimo a controllare, e poi Vigoreal con questo tiro fuori misura da parte di Cazzoli, chiedeva anche una deviazione che non c'era onestamente. Ballarin per il Padova, il tocco su Capitan Carraro, Galimberti, Madalosso, posizione arretrata, poi tenta di servire in avanti ancora Carraro, Badia per il Vigoreal. Siamo sempre sul 2-1 in favore della formazione bianco-scudata. Pellizzon, l'uscita a valanga da parte del portiere Ballarin che sventa un'altra minaccia. Pellizzon rimane anche a terra, vediamo che intervengono, si avvicinano sia i giocatori del Padova sia l'arbitro. Evidentemente è un infortunio per Pellizzon che era entrato in scivolata nel tentativo di concludere la rete, l'uscita poi di Ballarin che ha sventato la minaccia. Rimaniamo sempre sul 2-1, appoggio all'indietro, l'arbitro dice che non aveva ancora fischiato la ripresa del gioco e quindi si può riprendere adesso con il tocco all'indietro per Pellizzon. Da questi a Badia, viene attaccato, ancora Galimberti, anzi Crepaldi per il Padova, bravissimo Crepaldi a insistere in questa azione. Poi attenzione perché vince un paio di contrasti Cazzoli, e poi Crepaldi ancora, poi Rodriguez, buono il suo palleggio a controllare la palla, poi Crepaldi ancora cerca di servire in avanti in direzione di Vettore, autore del secondo gol, il gol del 2-1, lo ricordiamo, in apertura di ripresa ha sbloccato il risultato Rodriguez per il Padova, poi subito dopo il raddoppio di Vettore, ma poi ha riaperto la partita Zacuni per il Vigoreal. E quindi il risultato ancora sul 2-1 in favore del Padova. Scorrono i minuti, ricordiamo che la partita si disputa in due tempi di 20 minuti di gioco effettivo. Attenzione, buona la finta, poi attenzione, occasionissima per Crepaldi che ha tentato una conclusione di destro. Vettore, ancora Crepaldi, è chiuso però da un paio di avversari, guadagna una rimessa laterale. Carraro, Rodriguez, Vettore, punta l'avversario, Vettore se ne va in velocità, poi non riesce però a rimettere il pallone al centro area e quindi può ripartire il Vigoreal. Buono però il contrasto a centrocampo, recupera il pallone ancora Rodriguez, da questi a Carraro,
Rodriguez fa girare per Crepaldi, poi Vettore non controlla bene, Carraro finisce per perdere il pallone, causa anche uno scivolone sul parquet qui del Palasport del Gozzano. Attenzione a Pellizzon, viene avanti ancora il Vigoreal, Cazzoli, poi Badia prova una conclusione, trova però il corpo di Vettore che devia la palla che finisce sul fondo, calcio d'angolo, viene chiamato lo schema da parte dei giocatori del Vigoreal, pallone che danza davanti alla linea di porta, lo porta lontano Carraro. Siamo sempre sul 2-1 per il Padova. Badia, poi De Jesu, ancora De Jesu dopo lo scambio con Cazzoli, Pellizzon, Cazzoli, attenzione, occasionissima per il Vigoreal con Badia che si è venuto a trovare tutto solo davanti al portiere Ballari, ma ancora una volta l'estremo difensore biancoscudato ci ha messo una pezza. Attenzione ancora, pallone scodellato al centro, non ci arriva di testa De Jesu. Può ripartire il Padova. Carraro, Crepaldi, Rodriguez, ancora Crepaldi, pressing alto da parte della formazione di Vigonza nel tentativo di recuperare il pallone, infatti riesce nel suo intento. Badia viene in avanti, il tocco, poi la conclusione debole, può controllare Ballarin, Crepaldi tiene lì il pallone, viene attaccato, trova uno spazio per Vettore che forse se avesse proseguito nella sua corsa si sarebbe trovato campo aperto. Badia, Vigoreal che viene ancora in avanti con Zaccuni, quindi ancora Vigoreal, conclusione da parte di Zaccuni ottima con deviazione di piede di Ballarin, viene chiamato un time out da parte della formazione biancoscudata e quindi ci si ferma per un minuto con il Padova in vantaggio per 2-1. Partita che entra nella sua fase cruciale adesso, siamo a metà della ripresa e torna a trovarci Mattia Risi che ovviamente non riesce a stare fermo un secondo, soprattutto visto anche come si sono messe le cose in questa partita. Padova in vantaggio, riuscirà a tenere questo vantaggio? Tutto da capire perché stanno reagendo bene gli avversari, noi siamo un po' fiacchi dovuti al carico di lavoro nella fase preparativa, però adesso stiamo a vedere cosa succederà. Io non la vedo bene fino a che non scocca il 30esimo del secondo. Secondo me è anche una questione di scaramanzia la tua, comunque staremo a vedere perché giustamente come dicevi Vigoreal sta reagendo alla grande dopo essere stato sotto di 2 gol, dopo aver trovato il gol che ha riaperto la partita con Zaccuni, adesso sta veramente pressando molto alto tentando di mettere in difficoltà i biancoscudati, quindi va dato atto anche, va dato merito alla formazione di Vigonza per questo suo continuo pressing. Padova che fatica adesso ad uscire dalla propria metà campo, siamo nel momento cruciale della partita forse Mattia. Siamo d'accordo. Attenzione a questa conclusione di Zaccuni che quando tira in porta è sempre pericoloso. È pericolosissimo, lui è l'anima un po' dell'attacco della squadra del Vigoreal. È un giocatore che non si vede molto, però quando arriva in zona tiro è sempre pericoloso e l'abbiamo potuto constatare. Ha un'intelligenza tattica e tecnica che è fuori da ogni limite, infatti non è di queste categorie. Lui era 2 anni fa il capitano del Villorba che milita in Serie B.
quindi giocatore decisamente di categoria superiore questo. Intanto c'è un calcio d'angolo a favore del Padova con Rodriguez. L'arbitro dice che sono scaduti i 5 secondi, reclamano i giocatori del Padova, perché per regolamento una volta che la palla viene posizionata a terra ci sono 5 secondi di tempo per rimetterla in gioco. Sì, in questo momento anche hanno fatto un cambio anche di portiere e hanno messo un portiere secondo me under per avere tutta la fase offensiva dei vecchi qua dentro. Infatti si vede già subito. Ecco, e infatti c'è questa conclusione da parte di Badia con Ballarin che sta per il momento salvando il risultato. Ballarin è un gran portiere, molto tenace, molto bravo fra i pali. Stiamo a vedere, non è semplice adesso. Sbaglia l'appoggio il portiere Bigliato, che ha sostituito Algiundi, proprio per come ci diceva Arisi. Il Vigoreal sta tentando, ha messo in campo l'esperienza adesso, schierando tutti i giocatori più grandi e tenendo in porta l'unico under 20, e cioè il portiere. Gli altri sono tutti over, quindi giocatori di esperienza, anche ovviamente si presume con maggiori qualità tecnico-tattiche. Intanto Rodriguez controlla, poi Carraro all'indietro, ancora Rodriguez dopo il tocco di Crepaldi. Padova che tenta di rallentare un attimo l'azione adesso dopo il continuo pressing da parte del Vigoreal. Rodriguez riesce a venirne fuori, buono lo scambio a cercare Vettore, che non riesce però ad arrivare sul pallone. Attenzione a Badia e poi ancora questo tiro da parte di Alessio Lollo, pallone ancora per Zaccuni, con pallone viene svirgolato, facile preda del portiere Ballarin. Poi Carraro, ottima l'azione di Crepaldi, Baratto, no, è Vettore tutto solo davanti al portiere, tenta un pallonetto, forse sarebbe stato meglio appoggiare nell'angolo basso. Adesso provano con il portiere in movimento il Vigoreal per salvarla. Adesso siamo 5 contro 4. Attenzione a questo tiro, attenzione! Poi ancora la prodezza da parte di Ballarin, fa un bel salto sulla sedia anche Mattia Risi. Devastanti ragazzi, sono bravi. Qui stanno facendo vedere tutta la loro forza. Intanto Algiundi, ancora poi la conclusione tentata da parte di Lollo, ancora Lollo per il Vigoreal. Algiundi, ancora Algiundi, attenzione a Zaccuni, poi la respinta ancora Algiundi. Vigoreal che sta dando tutto, Carraro, provala! E c'è il calcio libero adesso, perché c'è stato il fallo commesso da De Jesu su Carraro, trattandosi del sesto fallo. Veramente c'è il cosiddetto tiro libero che ci spiegavi prima, e adesso abbiamo la matta per poter prenderci un break. Vediamo un po' chi andrà a calciare. Sembra Rodriguez incaricato del tiro, come dicevo io nel primo tempo, praticamente è un rigore calciato da un po' più indietro. Sì, infatti è a 3 metri dalla lunetta. Allora, un po', è trepidazione qui. Questo potrebbe essere anche l'occasione per chiudere la partita. Vediamo Rodriguez e il palo, e poi attenzione, gol! Ecco la ribattuta che dicevo. Bravissimi Maddalosso e Crepaldi che hanno creduto nella conclusione di Rodriguez. Palo sulla respinta, c'erano i due del Padova e non quelli della Vigo. E abbiamo il break. Adesso respiriamo un po' di più. 3-1 per il Padova, grande entusiasmo e lo sentirete anche sugli spalti. Attenzione adesso Crepaldi ha la possibilità del tiro, pallone fuori, ma Padova che sta veramente incantando
perché adesso sentirete e lo sentirete sicuramente il coro dei tifosi biancoscudati, e finisce qui Padova, quindi, che vince 3-1 per la esultanza dei suoi tifosi sugli spalti. Mattia Risi, chiudiamo questa telecronaca, è stata una partita spettacolare e direi che se ci fate divertire così tutto l'anno, l'invito va rivolto ancora di più ai tifosi che hanno visto questa telecronaca, perché davvero ci si diverte a seguire il Padova Calcio a 5. Siamo felici, è stata una bellissima partita, la squadra che abbiamo affrontato è una bellissima squadra, è brava, tenace, ci ha fatto vedere un bello spettacolo. Noi abbiamo reagito bene in fase di attacco e in fase di chiusura. Non posso che dire bravi ai miei ragazzi, ma c'è ancora tutto da fare. Bravi. Allora, un primo obiettivo l'avete già raggiunto, quello di portare tanta gente al Palasport e soprattutto di sentire gridare Padova Padova. Viva il Padova, e viva noi, e viva il calcio a 5. E allora, cari amici di Calcio Padova TV, noi vi aspettiamo per le prossime telecronache. A breve inizierà il campionato di C1. Mattia Risi ci dice quando? Allora, noi dovremo giocare sul campionato il 2 di ottobre mi pare, iniziamo con la prima di campionato. Invece la settimana prossima abbiamo Coppa Veneto con il derby in casa con il Petrarca, qua. Quindi un altro derby subito. Allora vedremo di esserci noi di Calcio Padova TV. L'occasione è per seguire da vicino il Padova Calcio a 5, che ha entusiasmato questa sera. Un bravo anche al Vigoreal, perché davvero c'è stata una fase di gioco, soprattutto nel secondo tempo, in cui ha fatto vedere grandi cose e grandi festeggiamenti per il Padova. Grazie invece a voi di essere venuti qua a supportarci, grazie al nostro pubblico, e speriamo che andiamo avanti sempre così. Beh, se ci fate divertire così io ci vengo sempre, ok? Grazie ancora Enea, saluti, ciao! E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Calcio Padova TV che vi proporrà le partite del Calcio Padova Calcio a 5 per tutta la stagione.